Treviso è un brivido colorato di rosa. 16.314 donne, un autentico record se proporzionato alle dimensioni della città, protagoniste della quarta edizione di un evento che anche quest'anno ha regalato emozioni, coniugando il divertimento di una festa interamente in rosa a momenti di riflessione su temi importanti che riguardano l'universo femminile. Definirla una corsa è riduttivo. Treviso in rosa è fatta così, la prendi e la interpreti come vuoi. C'era chi dispensava saluti e sorrisi ad ogni metro, neppure sfiorata dall'idea di correre, e chi allungava la falcata senza risparmiare uno sguardo al cronometro. Chi è corso per una causa giusta, magari con la forza di una malattia appena sconfitta, e chi semplicemente perché è bellissimo mescolarsi ad altre migliaia di donne e tingere di rosa la città. È importante la prevenzione. Io all'interno del mio gruppo purtroppo ho diverse persone che si sono ammalate, stanno lottando e questo è uno dei motivi che ci ha portato più numerose dell'anno scorso. Loria e Bessica, siamo qua perché l'anno scorso non abbiamo trovato posto e come assessore alle pari opportunità avevo piacere di avere con me un gruppo di donne per portare assieme avanti determinati valori. Grazie. È una manifestazione per le donne e come donne era giusto partecipare. Quest'anno a Carnevale avevamo il carro col tema del cappellaio matto e abbiamo voluto riportare le cappellaie matte a Treviso in rosa. C'erano i DJ di Radio Company che hanno trasformato il bastione delle mura in una grande discoteca sotto il sole di mezzogiorno. C'erano ragazze che hanno approfittato di Treviso in rosa per celebrare l'addio al nubilato. C'erano bambine spinte sul passeggino da mamme affaticate ma sorridenti. C'erano nonne con i cappellini colorati e l'entusiasmo delle ragazzine. Partenza in viale Bartolomeo Dalviano qualche minuto dopo le 9.30 con il sindaco Giovanni Manildo e l'assessore allo sport Ofelio Michelan e poi via lungo strade e piazze del centro storico. Il solo transito di tutte le partecipanti sotto l'arco di partenza ha richiesto oltre mezz'ora. Un entusiasmo straripante che ha stupito lo stesso comitato organizzatore, rappresentato dalle società sportive Treviso Atletica e Corri Treviso. Quando si chiama in causa il cuore, Treviso, ma soprattutto le donne rispondono presente. Rispondono presente e poi la cosa che mi è piaciuta tanto è il fatto che tutte quante quelle che ho intervistato, io ho fatto lo speaker, le ho intervistato, le ho accolte, alla fine tutte quante mi hanno detto che la città le ha incoraggiate, le ha accolte e questo fa vedere che Treviso è una città che è galattica. Forza signore, dai Bruna, grande Bruna! Forza signore, dai che andiamo! Mamma mia, ora qua quante, forza, dai Sara! È stata una cosa a dir poco fantastica, non ci aspettavamo un afflusso così dopo gli 11.6 dell'anno scorso. Quest'anno siamo arrivati a 16.300, è veramente una cosa indescrivibile. L'obiettivo è andare oltre i 20.000. Quest'anno non ci aspettavamo di migliorare in maniera così importante rispetto all'anno scorso, che per noi era già aver raggiunto dei livelli altissimi, però abbiamo visto che la Treviso in rosa è un qualcosa che piace assolutamente. Ci svincoliamo anche dalle nostre gare dove siamo presenti come sponsor, le gare competitive, e per abbracciare un evento per una nobile causa a cui le donne hanno risposto in maniera incredibile, devo dire. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, abbiamo creduto nel potere delle donne che quando vengono chiamate a iniziative di questo tipo rispondono sempre in grande quantità, in grande numero, e poi sappiamo insomma che è stato supportato da comune, associazioni che hanno fatto tutti un gran lavoro, un gran bel lavoro. Qualcuna ha corso sul serio, come Beatrice De Lazzari, prima al traguardo del percorso da 5 km, e Beatrice Scarpini, giunta al traguardo dei 9 km in una quarantina di minuti. È stata anche la grande giornata della Lilt, arrivata sulle mura con il tradizionale camper, che ha messo a disposizione materiale divulgativo su corretti stili di vita, sana alimentazione ed educazione alla prevenzione.
Sono state tantissime, veramente un impegno grande da parte anche della nostra associazione, da parte delle nostre volontarie che ringrazio con tutto il cuore, che hanno coadiuvato questa iniziativa iscrivendo e dando una mano e un contributo fattivo alla ottima realizzazione. Quindi l'impegno delle donne è veramente da sottolineare, da evidenziare e da ringraziare. La LILT ha organizzato un gruppo di oltre 1100 donne e inoltre ha presenziato col suo camper per dare informazioni sulla vita dell'associazione, su quelli che sono i suoi scopi, la sua mission, tra cui anche la prevenzione primaria, cioè corretti stili di vita, e la camminata veloce, l'attività fisica rappresentano uno strumento fondamentale per ridurre l'incidenza dei tumori e ormai ci sono evidenze scientifiche che può ridurre anche l'incidenza delle recidive da tumore. Per cui noi promuoviamo corretti stili di vita, una cucina, un'alimentazione sana, un'attività fisica regolare, non fumare, sono i pilastri della prevenzione per ridurre l'incidenza dei tumori. E poi volontari di Lasciamo il Segno, la rete trevigiana per l'attività fisica assieme ad Avis e Park Run, e l'iniziativa Mamma Beve, Bimbo Beve. Promuove l'astensione dell'alcol nelle donne in gravidanza e nelle neomamme e che oggi con un sottoprogetto di promozione del cocktail analcolici offre il cocktail Fiocco Rosa a tutte le neomamme o alle ragazze che hanno partecipato alla corsa e che sono in gravidanza. Diamo un po' di numeri. Tra le 16.314 iscritte all'edizione 2018 di Treviso in Rosa, provenienti da 15 regioni e 35 province, c'erano anche circa 200 gruppi. Il più numeroso era quello della LILT con 1.128 iscritte. Al secondo posto il supermercato Maxi di Quinto, 368 iscritte. Poi la palestra Studio 206 di Paese con 315 iscritte. Le Tegoine in Pink 221. La polisportiva palestra Olmi 192 e la palestra Sports Team di Treviso 177. Se l'Italia fosse donna, Treviso sarebbe la capitale.